Sicilia bella, Sicilia bella. Voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella. Ma manca sai correre in da manetta. L'occhio di Miria c'hanno sempre a mangiare. Ah, l'hanno posteggiato qui. Allora andiamo a fare questo giro dell'isola della Maddalena. Nonna, ma dove vai? Non te lo vorrei dire, ma vedi che noi abbiamo prenotato il pedalò. Ti sembra il nostro? Ah, in effetti me ne sono accorta che cambia il colore. Ho sbagliato, si può sbagliare. Paola, la vedi quella barca? Tanti anni fa, nella mia gioventù, io andavo con il nonno di Gianluca Vacchi, là sopra, a ballare, cantare, mangiare. Quanto ci divertivamo! Portocervo è bellissima, però si paga pure l'aria che respiri. Cioè, poco fa sono andata al bar e ho pagato un bicchiere d'acqua. Ho fatto bene io con l'acqua. Ma che hai fatto bene tu, che brutta figura, hai aperto il cofano pieno di bottigliette d'acqua. Me lo sono venduti a 5 euro e non hai visto 2 casse di Coca-Cola. Mi scippavano in mano. Siamo nel posto giusto. Mi volevi regalare una borsa? Qui c'è Giorgio Armani, Dior, Bulgari, dico Prada. Ammetto che hai fatto il compleanno e ti avevo promesso una borsa, però ne ho vista una bellissima in via Bandiera, mamma mia, di un'eleganza mostruosa. Sei un tirchio. È inutile, poi dici che non me lo dire. Sì. Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento. Certo, c'è da dire che i negozi belli ci sono, si compra bene. Per esempio queste ciabatte per la sera, 75 euro, certo un po' care, però è la marca che paghi. Sì, però guarda bene perché sono 7,50. Paola, eccoci arrivati a Sufiriadu. Entriamo e faccio vedere questo locale magnifico. Vediamo alla mia amica. Eccoci qui, siamo arrivati in questo ristorantino tipico dal nome Sufiriadu, devo imparare. Allora, mi raccomando, diciamo, hai preso una piccola porzione, giusto perché io mi stai facendo prendere 20 kg. Non ti preoccupare, non ti faccio appanzare, No, come male, diciamo noi in Sicilia. Ok. Ne ho preso uno. Ah, una porzione per entrambi? No, un porcellino sano. E te lo devi mangiare. Visto Paola, il porcellino non mi è bastato, ho ancora fame, ho dovuto ordinare la fregola
che questa una squisitezza sarda, e la fregola non è una frutta, non è un frutto. He left no time to regret. Kept his way with his same old safe bet. Nonna, hai visto dove ti ho portato? Qui ci sono i VIP, siamo a Portocervo. Va. E io già lo conosco questo posto, perché quando ero giovane ci venivo sempre qui al porto. E mio marito faceva il cervo. Ho visto scendere a Flavio Briatore. Pensa che tanti anni fa io ho fatto la badante per lui, per Flavio Briatore. Sì, non ci crede. Allora ti dico questo, che ha preso pure una cotta per me. E poi si è messo con la Gregoraci. Ci ha perso. Eccoci qui. Scusate, ma a me viene ancora da ridere perché lui fa battute comiche che capisce da solo. Sì, ma che capisco da solo prima di accendere la telecamera, poi davanti alla telecamera, insomma. Allora, ci troviamo a Chia Laguna Resort. Sì, è un 5 stelle, molto bello. Guarda. Stiamo ammirando uno spettacolo veramente di altissimo livello. Sì, qui ogni sera ci sono tantissimi spettacoli, ci sono tanti negozi, gallerie d'arte. Ma poi si incontrano tantissimi VIP. Sì, ho incontrato Paolo Salute, una VIP, conosciutissima. Giovanni Cangelosi. Sì, ragazzi. sì, sì, Ma sì, come no. dove si vede Giovanni Cangelosi di solito? Ma che cosa? Ma che... Qui venite in Sardegna e lo potete incontrare. Insomma, noi andiamo a guardare questo spettacolo al Chia Laguna Resort, tutto offerto dalla direzione. Somebody to someone, oh, I never had nobody, you know, road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun stops setting, the sky goes down, and if the clouds get heavy, it's hard to fall. I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone, someone to See the sunrise of water, I never before. Don't say something like tell me before we don't love you. Someone sleeps tonight in a hug of fire and on empty feet. Love will make it by enemies, gotta fucking pull my free, baby, I'm New York. Hungry town, go where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. This streets will make you. Forse non entravo in questo posto dall'estate scorsa, passo in mezzo a gente che conosco. Vado solo di fretta ma cambia tutto se poi rivedo te come un anno fa, mentre passi di qua guardi verso me, mi sorridi e non ti so dire niente, lo sai. Restiamo soli in mezzo alla città, sotto una luna chiara, tra le luci di bar. Seguo i tuoi passi fino in fondo, ma mi perdo per la strada come una lampada. La senti l'atmosfera
La cercavo da mezz'ora. Dove può essere? Accanto ai negozi e al telefono, sempre a telefonare. Mortizza. Allora, Paola, dobbiamo fare la registrazione video nei negozi, in piazza e poi a mare. Scusami un attimo, mi sta dicendo la redazione che è finita la puntata. Oh. Figurati. Arrivederci, alla prossima. Ciao. Ciao.